I tentacoli dell''ndrangheta ancora una volta si insinuano in Veneto e nel Vicentino. La DIA di Padova ha eseguito la confisca di un'impresa di costruzioni di Lonigo, di proprietà di un imprenditore crotonese 44enne, da tempo residente in Veneto, condannato nel processo Emilia e affiliato alla cosca 'ndranghetista Grandi Aracri di Cutro. Oltre al provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna, la DIA ha applicato nei confronti degli imprenditori la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 5 anni, con obbligo di dimora nel comune di domicilio. All'azienda gli uomini della DIA sono risaliti con accertamenti patrimoniali seguiti all'arresto dell'uomo nel gennaio del 2015 e alla condanna passata in giudicato e emessa nel 2017 dalla Corte d'Appello di Bologna. Gli agenti, oltre alla pericolosità sociale, hanno accertato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto. La confisca comprende quote sociali e beni strumentali dell'impresa, 13 conti correnti e depositi finanziari, 5 appartamenti, 4 terreni agricoli e una vettura di grossa cilindrata per un valore complessivo di 500.000 euro.